dare inizio ai lavori di questo convegno Fisco, Finanze, Impresa, convegno che è promosso dalla Casa Artigiani, un'associazione di artigiani indipendente che opera tutto il territorio regionale, presente il segretario provinciale e anche il segretario regionale, poi via via i nomi verranno fatti man mano che interverranno. È organizzato, tra gli organizzatori c'è l'Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni, un'associazione culturale che opera in settori un po' diversi da quelli del tema di oggi, però è venuto il tempo che anche la cultura inizi a fare i conti col mondo dell'impresa, col mondo delle cose reali, col mondo delle cose concrete, la finanza, il fisco, l'artigianato, le attività produttive che in realtà come le nostre sono vitali. Senza pane non si può neanche fare letteratura né filosofia, prima il pane. Quindi. E poi c'è anche un altro comitato che organizza, il comitato spontaneo nato in questi ultimi tempi sulla scia del movimento, della piazza, insomma, che oggi ci dà il polso della situazione di emergenza e di crisi che attraversa certamente l'Italia, ma la Sardegna ancora di più e in maniera più vistosa, in maniera particolare. Il comitato Difendiamoci dal fisco ingiusto, cioè il fisco è giusto quando è giusto, ma quando il fisco è iniquo, quando il fisco è vessatorio, quando il fisco non rappresenta la giustizia che lo Stato dovrebbe rappresentare, è allora necessario che il cittadino si faccia sentire, che il cittadino si ribelli. È legittimo questo da un punto di vista morale e da un punto di vista politico. Reagire contro i cattivi governi, reagire contro la cattiva politica, reagire contro gli stati che vessano il cittadino è un compito, un dovere sacrosanto che ogni cittadino ha. Maggiormente ha ragione il cittadino che lavora, il cittadino che produce, il cittadino che, come l'artigiano, come l'imprenditore, come il professionista, che la mattina si alza e deve inventarsi la giornata, cioè deve costruire la propria giornata per arrivare alla sera e poi pensare anche al giorno dopo. E in una situazione come questa, dove lo Stato diventa colui che asfissia invece i lavoratori liberi, i produttori liberi, in questa maniera certamente è uno Stato che sta proclamando la propria autodistruzione. Quindi questo convegno, qual è l'obiettivo? Non è né il primo e credo che non sarà neanche l'ultimo convegno che in questo periodo si è organizzato e che si stanno organizzando e che si organizzeranno di fronte alla crisi e allo stato di emergenza. Però l'ambizione di questo convegno è anche quella di fare un po' il punto sulla situazione. L'obiettivo è quello di iniziare a dare al movimento della piazza, alla protesta spontanea, alla protesta urlata, alla protesta arrabbiata, anche con ragione, forse sta arrivando il momento di iniziare a dare anche un orizzonte progettuale, sta nascendo l'esigenza di dare al movimento una canalizzazione verso indirizzi che possano incidere effettivamente poi sulle scelte della politica. È vero che ci troviamo in un'epoca in cui la politica oggi forse conta sempre meno, perché è pressoché asservita o pressoché nelle mani della grande finanza internazionale e della speculazione finanziaria internazionale, e forse di questo ne dà prova anche l'attuale governo del nostro Paese. Però il fatto che ci sia l'esigenza di riaffermare le ragioni
le ragioni della politica, che ci sia esigenza di riaffermare le ragioni dei cittadini, che ci sia esigenza di ricompattare quelle forze che hanno fatto dell'Italia un paese democratico. Non dimentichiamoci che i partiti politici in Italia, con tutto il male che se ne è detto e che se ne potrebbe dire, sono un punto fondamentale della Costituzione italiana e della democrazia nel paese. Questo non dimentichiamocelo mai. Chi oggi urla contro la politica, contro i politici, contro i partiti, non sta facendo un bene alla democrazia. Quindi si pone anche questa esigenza, cioè di non cavalcare così in maniera indiscriminata l'antipolitica e invece porre come dire, i tasselli in una logica che sia in grado di dare risposte e di incidere. Chi sono i relatori di questa mattinata? Ci sono persone diverse a livelli diversi con competenze diverse, ci sono professionisti, per esempio il dottor Giorgio Porquedo che è un commercialista che si occupa da tempo anche di storia economica e che oggi ci parlerà di alcune tendenze che ha assunto, ma non solo in Italia, in Europa e nel mondo, la configurazione del rapporto tra economia, finanza e imprese, lo scontro tra monetarismo e economia reale. Poi abbiamo due avvocati, l'avvocato Gloriana Verga che si è formata originariamente nei percorsi del diritto tributario, quindi ha competenze in questo senso, e l'avvocato Attilio Pinna, un giovane avvocato, ma anche lui formatosi in questa direzione. Poi abbiamo due rappresentanti del mondo artigianale, dell'artigianato. Abbiamo il ragionier Giulio Piu che è il presidente provinciale della Casa Artigiani e del centro studi che si occupa della centro studi, il nome proprio dell'associazione che lui presiede, Centro Studi Artigiani per la provincia di Sassari e Tempio Gallura. Poi il ragionier Schirru che è il presidente regionale, segretario regionale della stessa associazione, nonché presidente dell'ente fiera di Cagliari. Abbiamo chiamato e abbiamo avuto il piacere di avere la sua disponibilità l'onorevole Paolo Manichedda, che è consigliere regionale, è stato il presidente della Commissione Finanze e attualmente il presidente della Commissione Autonomia in Consiglio regionale. Quindi questo a significare anche che il rapporto tra questioni tecniche, questioni, come dire, carne viva nel dibattito politico non possono però prescindere anche da quelle che sono le indicazioni, le azioni che sta facendo e che può fare la politica, in una prospettiva anche di riforme, di cambiamenti legislativi. Ecco, questo è lo stato un po' dell'arte che noi vorremmo far emergere dal dibattito politico, dalle relazioni che si svolgeranno da questo tavolo e anche da una serie di interventi programmati, 5 o 6 interventi che abbiamo già programmato, che dureranno mediamente 5 o 6 minuti, proprio a focalizzare eventualmente alcuni temi che emergeranno dalla discussione. Ecco, io adesso cedo la parola al dottor Antonello Nasone che poi condurrà, diciamo, i lavori di questa mattinata. Ancora prima voglio ringraziare il Presidente dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari, che ha dato il suo patrocinio e ha consentito di accreditare questo convegno appunto per i crediti di cui l'ordine professionale necessita, perché questa è la legge, gli avvocati devono, e così anche il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
della provincia di Sassari, che ugualmente ha consentito a riconoscere e ad accreditare questo convegno per i professionisti che lo vorranno, che l'hanno voluto frequentare. Quindi è un convegno a più voci, diciamo, produttori, tecnici, politici, insomma, che vorranno fare il punto sulla questione. Grazie.